Dagli Stati Uniti, dove sta concludendo la sua visita, il primo commento del Ministro dell'Interno Napolitano su quanto è successo a Venezia. Sentiamo il corrispondente Giuseppe Lugato. Il Ministro dell'Interno Giorgio Napolitano in visita qui negli Stati Uniti per colloqui politici nel quadro della cooperazione anticrimine Italia-USA. Eccolo con il Ministro americano della Giustizia Janet Reno. Ha gestito la crisi in contatto con il Presidente del Consiglio nella notte ed ecco una sua prima valutazione. Ci siamo presi le nostre responsabilità come Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza. La nostra valutazione è che si fosse reso indispensabile questa mattina l'intervento molto determinato di corpi speciali per porre fine ad un gesto di grave violazione della legge e delle regole costituzionali. Stiamo verificando se si sia trattato del gesto di un gruppo isolato oppure no, un gesto di matrice separatista, secessionista, anche molto gridata e grossolana, ma da non sottovalutare. Bossi ha preso le distanze e accusa. Lei come replica? Sono accuse ridicole e deliranti e Bossi farà bene a smetterla con la sua predicazione secessionista. In rappresentanza del governo oggi pomeriggio ha fatto una breve puntata a Venezia il vicepresidente del Consiglio Veltroni. Vertice in prefettura di Venezia dopo i fatti di Piazza San Marco. Lo ha presieduto il vicepresidente del Consiglio Walter Veltroni, presenti il ministro Costa, il sottosegretario Vinieri, il capo della polizia, il comandante generale dei carabinieri, l'ispettore della Guardia di Finanza per il Nord-Est e i 7 prefetti del Veneto. Al termine Veltroni ha fatto questa dichiarazione. È del tutto evidente che la vicenda in sé non deve essere sopravvalutata, tuttavia deve essere valutata, deve essere giustamente valutata perché si sono usate delle armi e questo è un significativo elemento di novità, un inquietante elemento di novità, perché c'è una sproporzione tra il significato del gesto e le pene verso le quali le persone che sono state responsabili di questo gesto vanno incontro e quindi noi abbiamo colto l'occasione per fare una riflessione d'insieme, ecco.